Le alte lingue di fuoco dentro, in fabbrica, al petrolchimico di Porto Marghera. Fuori la densa e alta nube nera viste nel cielo anche a distanza di diversi chilometri. Fortunatamente nessuno tra gli operai è rimasto ferito durante il rogo. L'incendio è divampato dalle 11 qui alla ex Alcoa, ora Slim Fusina Rollin, per alcuni laminati che sembra abbiano preso fuoco in seguito dell'olio combustibile caduto su un tracciato su alcuni binari. 7 le squadre, comprese l'autogru dei vigili del fuoco, accorse da Mestre e da Mira con una trentina di uomini. L'operazione di messa in sicurezza della sala macchine dove si producono laminati è durata all'incirca un'ora per spegnere le fiamme con lo spargimento della schiuma, al fine di mantenere bassa e sotto controllo la temperatura all'interno dello stabile, spiega il caporeparto di giornata dei Vigili del Fuoco. Abbiamo salvato tutto il resto dei reparti praticamente. L'operazione da cui si è generato il rogo durante la fase di manutenzione dello sbozzatore, nome del macchinario da cui dipende l'intera produzione di fabbrica, che opera per lo più per i cantieri navali ma anche per il Ministero della Difesa. Macchinario che il fuoco ha reso al momento fuori uso, spiega sempre il capoturno di giornata dei Vigili del Fuoco. È stato compromesso, adesso abbiamo le squadre NIAT che stanno arrivando sul posto per fare la verifica proprio dell'incendio in se stesso praticamente. Che tipo di squadre sono? È una squadra investigativa, antincendio o cose del genere, e anche il funzionario di guardia che è quello che dopo dovrà fare tutta la relazione.